Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, gol! Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, ogni domenica in diretta a partire dalle 19:30 su Sesta Rete, canale 215 del digitale terrestre, naturalmente siamo in replica anche alle 23 e in replica lunedì mattina alle 8:30. Cambio per quanto riguarda questa poltrona tanto ambita delle nostre penaltine e abbiamo adesso la nostra Giulia Bonaccorsi che salutiamo. Ciao Giulia. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Ben trovata. E in postazione e commento tecnico abbiamo Ciccio Rametta che ritroviamo puntuale per parlare tra qualche istante del campionato di promozione. Ciao. Ciao Ettore, buonasera ai nostri ospiti e a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, sono rimasti con noi i nostri due ospiti, ci sarà un cambio poi tra i gironi del campionato di promozione, avremo un ospite, un mister di prima categoria. Per adesso subito i risultati e la classifica del campionato di promozione, lo facciamo subito con il girone A. Fulgatore Dattilo 0-1, Montemaggiore Delfini Vergine Maria 3-1, Castellammare Favignana 3-2, Cefalù Strasatti 3-0, Città di Carini Monreale 1-5, Cus Palermo Real Calcio 0-1, Paceco Salemi 3-0, Riposa Ligni Trapani. Da sottolineare che con questa vittoria il Paceco, in uno scontro quasi diretto con il Salemi, si porta in vetta solitaria in questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica al completo. Paceco 42 punti, Dattilo 41, Salemi 38, Cefalù 38, Monreale 35, Ligni Trapani 34, Castellammare Calcio 94, 30 punti, Montemaggiore 29, Real Calcio 26, Favignana 23, Cus Palermo 22 punti, Fulgatore 21, Delfini Vergine Maria 18, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 9 punti. Ecco, il Paceco in testa con 42 punti, però Ciccio alcune partite dovranno essere recuperate, qualcuno ha già effettuato la sua giornata di riposo, ancora è una classifica apertissima, nel frattempo la possiamo anche rivedere insieme al tuo commento tecnico. Sì, senz'altro Ettore, ne parlavamo settimana scorsa, diciamo che gli esercizi di equilibrismo dobbiamo sempre farli nell'analizzare la classifica. Però volendoci attenere alla giornata di oggi, il primo dato che mi viene all'occhio è quello che non c'è stato alcun pareggio in questo girone A del campionato di promozione, quindi le squadre ci hanno dato dentro e hanno lottato per i 3 punti, quindi questo ha fatto uscire fuori delle partite molto interessanti. 23 gol segnati tra l'altro, quindi tantissimi gol, ma questo è un po' un comune denominatore oggi anche con gli altri gironi che dopo vedremo. Una breve analisi, allora, in testa c'era questo scontro a vertice, l'ha stravinto il Paceco, 3-0 e leadership solitaria della classifica. Il Dattilo è rimasto in scia, è andato a vincere 1-0 sul campo del Fulgatore, mentre ottime performance anche per le altre due squadre che al momento sono in zona playoff, Cefalù e Monreale, che hanno vinto molto bene. Abbiamo poi una zona di mezzo, diciamo una sorta di purgatorio in questo girone A che coinvolge tante squadre, mentre hanno perso tutte le ultime 5 e quindi questo ha fatto sì che siano un po' aumentate le distanze nella zona play-out, anche se comunque diverse squadre possono ancora sperare di tirarsi fuori. Rimaniamo un attimo con la classifica cortesemente, grazie al nostro regista, perché la volevo un po' commentare con Salvo Calì. Il girone è molto intenso, anche troppo. O sbaglio? Io non conosco il girone, quindi assolutamente neanche le squadre. Però ci fa piacere che soprattutto le trapanesi stanno lottando per guadagnarsi un posto al sole, no? Trapani vive un momento positivo. Un momento di grande... Tutta la luce che riesce ad attrarre il Trapani Calcio. Tra l'altro con una buona possibilità addirittura di andare in Serie A, voglio dire, credo che se la giocherà, no? Beh, io credo è bene fermarsi dopo un piazzamento. Questo sì. Meglio non fare il passo più lungo della gamba. Però su queste squadre io credo che anche il Cefalù può dire la sua, non so se sei d'accordo, non conosci proprio dettagliatamente il girone. Però vedo che comunque sono nei giri di 4 punti. Sì, con qualche partita anche da recuperare. Da recuperare.
assolutamente Salvo, hai aperto. modo di seguire invece tu il Ma anche il girone A? Salemi, Monreale, che sono delle nobili decadute, quindi hanno sempre fatto bene anche negli anni passati in eccellenza. La tradizione certe volte La fa tradizione tanto, fa tanto e quindi infatti. penso che vogliano ritornare a categorie che gli competono. È vero, è vero. Adesso parliamo del girone B di promozione, subito i risultati di questa settima giornata, oggi domenica 9 febbraio 2014. Torregrotta, Atletico Villafranca 2-1. Riviera Messina Sud, Castelbuono 1-1. Pistunina, Città di Milazzo 3-2. Castelbuonese Ghibellina 2-1. Ciappazzi, Randazzo 2-0. Fiume Freddese, Sant'Agiolese 0-1. Mamertina, Sinagra Calcio 1-0. Riposa, Sporting Taormina. Vittoria importantissima della Castelbuonese che vincendo in casa con la Ghibellina vola a questo punto in testa in questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo la classifica e poi sentiremo anche il commento di Ciccio Rametta. Castelbuonese 48 punti, Sporting Taormina 45, Città di Milazzo 43, Sant'Angiolese 39, Pistunina 36, Ciappazzi 30, Mamertina 30 punti, Sinagra 26, Randazzo 26, Torregrotta 23, Fiume Freddese 20, Castelbuono 19, Riviera Messina Nord 15, Ghibellina 10, chiude la classifica Atletico Villafranca con 7 punti. Allora, la Castelbuonese, lo Sporting Taormina e il Città di Milazzo hanno già riposato, per cui a questo punto orientativamente nella zona alta della classifica, la classifica stessa mi sembra abbastanza delineata e sottolineiamo anche che il Città di Milazzo con questa sconfitta ha un po' forse compromesso la sua rincorsa al primo posto. Sì, diciamo compromesso magari è una parola forte, sicuramente era un turno che doveva sfruttare meglio, anche se è andato a giocare fuori casa contro una signora squadra, perché questo Pistunina non smette di sorprenderci settimana dopo settimana. Diciamo quindi, hai detto giustamente tu, le prime 3 squadre con oggi che riposava lo Sporting Taormina hanno tutte e 3 esaurito il turno di riposo, quindi da ora in poi giocheranno sempre fino alla fine. Io penso che fino alla fine ci saranno diversi cambi al vertice, secondo me questo girone si risolverà proprio alla fine, vicino al traguardo. Venendo ad oggi, la Castelbuonese ha vinto, seppur di misura, contro la penultima in classifica Ghibellina. È noto che sia la Ghibellina che l'Atletico Villafranca hanno venduto a carissima la pelle, hanno perso solo di misura. Questo testimonia di quanto è equilibrato il girone. Anche qui c'è stato solo un pareggio, questo turno in promozione i pareggi proprio si contano sulle dita di una mano, e 17 gol segnati. La partita più bella è stata quella di Pistunina con questo 3-2 dove è caduto il Milazzo. Per chiudere sottolineo sempre i 6 punti di vantaggio del Pistunina con la prima inseguitrice in ottica playoff. Questo ci fa pensare a un girone abbastanza definito. Mentre in fondo c'è il Castelbuono che ad oggi disputerebbe i play-out, però ha 2 partite in meno, quindi tutto può succedere. Allora, tutto può succedere in questo girone, forse è un girone un po' più seguito da voi, no? Nel senso che magari è un po' più vicino alla provincia catanese, quindi viene più facile quantomeno individuare certe squadre, no? C'è Taormina che vivo per periodo. Anche troppo, Che è in eccellenza. sì, infatti. Però io non voglio parlare del Taormina, ma voglio parlare del Milazzo. Che ne Città di pensi? Milazzo. Anche questa sconfitta non credo che possa pregiudicare No, la possibilità di assolutamente no. inserirsi No, ma per la sono vittoria alla fine finale. nel giro di 3-4 punti, quindi Sì. tutto ancora è risolvibile nel giro delle prossime giornate. Anche Città di Milazzo un'eternità decaduta, quindi voglio dire- anche un'altra piazza importante dove la gente reclama calcio di buon livello. Tra l'altro un girone, quello messinese, che l'anno scorso forse regalava più emozioni, quest'anno a parte 3-4 squadre, insomma il resto arrancano un po', no? Ma sicuramente La sofferenza è una c'è per questione di tutte. investimenti. Ma comunque un po' più dal punto di vista del tasso tecnico è un po' meno elevato, Sì. perché non essendoci le catanesi, perché di solito ogni anno sono messinesi e catanesi, Sì. no? Quindi dal punto di vista proprio strutturale avere squadre catanesi aumenta il tasso tecnico perché nell'Interland ci sono molti più giocatori, Chiaro. quindi lì la Castelbuonese sta facendo bene perché oltretutto ha preso giocatori di categoria a dicembre. Il Taormina già aveva un ottimo organico l'anno scorso in prima categoria. Ma il Taormina se E lo- va in eccellenza, ci sarà il derby e poi in eccellenza. Non si capisce questa cosa. Ma anche Io là ogni domenica cerco di darvi una Ma anche spiegazione. lì Castelbuonese e Castelbuono credo che siano dello stesso. Sì, infatti. Il problema è che il campanilismo fa sì che ci siano 2 o 3 squadre per paesino e non ha neanche Ma quanti senso, no? soldi direi? Perché voglio dire, 2 società
sarebbe meglio farne una sola. Il problema è che però nei paesi è così, no? È così. Non ci sarebbero mai derby. Non ci sarebbero mai ma derby. ci sono anche le fazioni, no? Ci sono È troppi giusto, campanilismi. è bello. Anche tra quartieri quasi, infatti. quasi tra quartieri. Sono Però partite almeno speciali. questo nuoce alla categoria. Chiaro. Certo. Allora, Il progetto. voglio congedare Salvo Calì dicendo che lo aspettiamo prossimamente, sperando anche insomma, nella presenza di mister Strano. So che voleva venire, è stato impegnato all'ultimo. Scusa, sì, no, assolutamente. assolutamente. Aveva qualche problema con i genitori che sono un po' anziani, beh, quindi d'altra parte. ringrazio comunque per l'invito. Benissimo, allora speriamo di averlo prestissimo e chissà, magari trovarci insieme all'FC Aciriale per cercare di trovare tutti insieme una spiegazione anche su quello che potrebbe essere, insomma... Penalty diventa forum. diventa un po' un dibattito, potrebbe venire fuori un dibattito interessante, no? Assolutamente. Pronti? Da parte Voi no- siete da parte- pronti? Ecco, ma assolutamente. sicuramente Da parte anche nostra, massima l'FC Aciriale sarà pronto Ma- eventualmente per darsi Ma una poi, giustificazione. dico, spezzo una lancia, siccome è un calcio dilettantistico e ci conosciamo tutti, Sì. alla fine il Siracusa non sta né rubando nulla Certo, o sta certo. facendo qualcosa contro i regolamenti. Certo, Stanno certo. applicando I regolamenti. regolamenti. Perfetto. Quindi- Va bene, allora auguriamo in bocca al lupo alla squadra del Siracusa per il buon proseguo del campionato e vi aspettiamo prestissimo. Ringrazio voi per l'invito di nuovo, porti i saluti del presidente e di tutti i Siracusa Calcio. Benissimo, grazie, un saluto a tutti gli sportivi siracusani. Ci dobbiamo fermare perché adesso parleremo tra poco degli altri 2 gironi del campionato di promozione e avremo un nuovo ospite all'interno della nostra trasmissione. Ci vediamo tra poco.